buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo al terzo incontro di questo splendido progetto che io reputo, sono fortunata ad essere qua, come lo siamo tutti quanti. Sì, siamo tutti fortunati. Il progetto è Catania Città da Leggere, Comune di Catania, progetto realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura e l'Atelier in presenza di lettura espressiva, emozionale e ascolto sensibile di sé e dell'altro. Quindi, oltre ad avere la fortuna di scrivere un testo autobiografico che ha un'emozione particolare, ha delle vibrazioni vere leggendo, abbiamo anche la possibilità, grazie a Luisa e alla sua competenza e alla sua condivisione, di poter leggere, dare voce a quello che scriviamo. E questo per me è un altro seme che io ho messo dentro e che abbiamo tutti dentro e che uscirà. Inizio leggendo una citazione di Gianni Rodari. Una parola, gettata nella mente a caso, produce onde di superficie e di profondità. Provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, in un movimento che interessa l'esperienza e la memoria, la fantasia e l'inconscio, complicato dal fatto che la stessa mente non assiste passiva alla rappresentazione, ma vi interviene continuamente per accettare e respingere, collegare e censurare, costruire e distruggere. Perché lavorare sulla voce, sulla lettura espressiva emozionale? Perché la qualità della nostra vita dipende non solo da quello che mangiamo, da quello che pensiamo, da quello che svolgiamo giornalmente e con quale intensità lo svolgiamo e con quale presenza lo facciamo, ma dipende anche da come diciamo le cose. In questa società soprattutto soprannominata liquida, quindi dove abbiamo giornalmente infinite informazioni, infinite immagini, quello che ci resta dentro è poco, quello che noi rappresentiamo con la nostra voce a volte diventa incomprensibile e crea fraintendimenti, perché Luisa ci ha dimostrato che attraverso il tono, il suono, il modo, il mordente, una frase assume, la stessa frase anzi, assume significato diverso. Io posso dire che bella faccia che hai, posso dire che bella faccia che hai, ha un altro significato completamente diverso. Quindi per me essere qua in questo momento con questo gruppo veramente sono grata di questo. E continuo dicendo che la qualità della vita in buonissima misura dipende dal tipo di relazioni che stabiliamo con gli altri. Quindi oltre al pensare, al mangiare, l'ambiente che ci circonda, relazioni che creiamo in gran parte attraverso l'uso della parola, sia in forma scritta che orale. Quindi è fondamentale saper comunicare. Parlare è considerato una funzione naturale, quindi nessuno pensa di migliorare il proprio modo di parlare, però è veramente fondamentale per comunicare e per non essere frainteso. Quindi, come se non avesse, infatti noi parliamo come se non avesse uno stretto contatto col nostro corpo, con la nostra gestualità, invece è tutto frutto del nostro modo di essere, dell'essere presente e quindi coinvolgere chi ci ascolta, ma soprattutto essere chiari e non essere fraintesi, e questo in comunità, ma soprattutto anche in famiglia, perché a volte anch'io con mia figlia non ci capiamo. Perché mi parli con quel tono? Uso un tono diverso. Allora questo corso, queste notizie che Luisa ci ha condiviso, la sua esperienza, ci dà la possibilità, con gli esercizi, di migliorarci. Ora vi voglio leggere, perché oltre a quello che per me è stato il laboratorio di scrittura autobiografica, iniziare un laboratorio di scrittura autobiografica è come piantare un seme che parla di te, che ci trasforma in una pianta simbolica che si illumina, si nutre e fa spazio dentro di te per nascere e rinascere,
per sbocciare e fiorire con colori e profumi che risuonano dentro ognuno di noi. Ho compreso che scrivere ciò che ci è accaduto, raccontarlo e vederlo fuori di sé è come le scene di un film. E già questo è un atto liberatorio, è una forma di autoanalisi, certo. Andare alla ricerca di ricordi, fare collegamenti, quindi costruire il puzzle della propria vita, scomponendo, rimettendo insieme pezzo per pezzo, senza avere un'immagine nitida e chiara di riferimento perché offuscata, a volte e stravolta dagli avvenimenti, coinvolge tutto il nostro essere. E a volte fa anche male. Ma serve a estrapolare e a vedere con meno pesantezza e un po' di ironia per capire certi processi sino allora incompresi o addirittura rimossi. Quindi scrivendo noi abbiamo anche questa facoltà di riprendere quello che abbiamo rimosso. Quando avviene tutto ciò il tuo essere gioisce. Così affiorano come i fiori di loto ricordi bellissimi che gli accadimenti e la routine hanno sepolto sotto uno strato di terra o di fango. Quindi avere la possibilità, oltre che di scrivere, ma anche di leggere con l'intonazione giusta, col suono giusto, come dice Luisa, siamo degli strumenti fantastico-musicali. Io da piccola volevo suonare il sassofono, ma ho compreso che io sono il sassofono. Sicilia non lascia alcuna immagine nell'anima.